Credo sia inutile cercare fantasiose giustificazioni. A Padova il risultato è netto ed è un risultato drammatico. A Verona fossimo arrivati alleati con tutto il centrodestra, oggi leggeremo un'altra storia, quindi evidentemente qualcosa non ha funzionato. Ai referendum è andato a votare il 20% degli aventi diritto, quindi qualcosa non ha funzionato e credo sia opportuno fermarci, fare una riflessione, perché al di là del voto negativo di Padova c'è un altro elemento su cui bisogna porre l'attenzione, e cioè che in molte amministrative Fratelli d'Italia è davanti alla Lega. Questo per me è inaccettabile, perché in Veneto, nella patria dell'autonomismo, insomma, parlano di venetismo proprio perché c'è questa spinta al territorio. Vedere che si vota un partito romanocentrico, io faccio fatica a comprenderlo. Quindi credo sia arrivato davvero il momento di fare qualche riflessione pesante. Sta chiedendo un congresso. Ma allora, i congressi io li chiedo ormai da anni e credo sia ormai necessario che il partito abbia la sua struttura fatta di segretari politici. Prima si va ai congressi, finire quelli di sezione, andare subito ai provinciali e entro l'anno fare quello della regione, assolutamente. Dopodiché credo sia opportuno fare una grande assemblea. A me non interessa mettere in discussione la leadership di nessuno, anzi, però una grande assemblea dove parliamo del momento in cui siamo e da lì immaginiamo traiettorie e dinamiche future, io credo che sia doveroso. Io sono per candidati politici. Basta con questa roba dei civici, dove nascondiamo i simboli, dove abbiamo sta convinzione che il civico, proprio perché civico, allarghi la base elettorale. No!